Questo programma è offerto da Micra, a passion for precision. Benvenuti a tutti i telespettatori, siamo qui per un altro campanile della domenica a Capriva del Friuli per la quinta maratonina che apre la stagione appunto delle maratonine, una quinta maratonina del Coglio. E qui al mio fianco vi presento appunto il presidente del gruppo Marciatori Gorizia, Emiliano Feleppa. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per essere venuti. Come nasce appunto questa iniziativa, questa manifestazione che ad oggi è la quinta edizione? Beh, nasce su richiesta intanto dal comune di Capriva, grazie al sindaco Daniele Sergon. 5 anni fa ci hanno chiesto se potevamo venire a fare una nostra manifestazione qui in zona per valorizzare un po' il paese. Noi abbiamo chiaramente aderito con entusiasmo perché la zona si permette dei percorsi con una certa sicurezza, percorrere, non serve tantissima gente per la vigilanza appunto del percorso, per cui si prestava molto bene. La struttura ricettiva è eccellente per noi, quindi siamo venuti volentieri. Dicevamo prima, appunto, parlavamo assieme, io e appunto il presidente del gruppo Marciatori Gorizia, che questa maratonina prevede diverse distanze, no? Dicevamo 5, 9 e 21 chilometri. In base a cosa? Allora, siccome la gara vera e propria sono di 21 km, è la classica distanza internazionale riconosciuta come mezza maratona, e quella è la gara vera e propria. Poi ovviamente, siccome sono tanti podisti che non sono in grado di partecipare, di fare la gara vera e propria, ci è stato chiesto anche di fare dei percorsi o delle distanze adatte ai non competitivi, e quindi abbiamo studiato questo percorso da 5 km che è aperto appunto anche alle famiglie, addirittura con le carrozzine possono venire, e poi di 9 km invece che si inarca verso le zone delle vigne alte, in mezzo ai boschi, in mezzo ai sentieri, per far conoscere, ripeto, questo meraviglioso paesaggio del Colle, insomma. Diciamo che la maratonina, quella di 5, è più una maratonina per le famiglie, femmine, se si può dire così. Certo, esatto, per i bambini, per le famiglie che vogliono muoversi. Oggi per fortuna non piove, il tempo ci aiuta, insomma le temperature permettono questo, in effetti abbiamo avuto tantissimi bambini. I partecipanti alla non competitiva, a questa camminata, diciamo, erano oltre 300 persone, quindi non sono poche, considerando che siamo a fine gennaio, quindi non è male. Vediamo appunto alle nostre spalle che stanno arrivando appunto diversi marciatori. A che ora è iniziata questa gara? Beh, la gara vera e propria è iniziata alle 10 in punto, è partita la maratonina, però un quarto d'ora prima sono partiti invece quelli camminatori della domenica, diciamo così, quindi con un quarto d'ora prima e per un pezzo hanno fatto lo stesso percorso, circa 3,5 km erano sullo stesso percorso maratonina e la marcia non competitiva. Poi dopo si sono divisi al 7° chilometro, c'è stata la deviazione per gli uni e per gli altri, ecco, quindi è tutto per una festa di sport vera e propria. Bene, abbiamo visto poco fa che sono arrivati i primi, no? I primi nella categoria maschile. Vediamo qui se riusciamo a farci raggiungere da Andrea, appunto il primo arrivato. Complimenti per appunto la categoria maschile. Sì, sono molto contento, inaspettata vittoria. Non capita, non te l'aspettavi? Ormai non ci ero abituato perché c'è una certa età, penso che saranno più di 10 anni che non taglio prima il traguardo su una mezza maratona, proprio a Medea, era una manifestazione che si teneva in questo periodo fino a qualche anno fa. Vuol dire che sto bene e sono felice di iniziare l'anno così. Come ci si deve preparare appunto per una maratona così di 21 km? Bisogna essere costanti e felici e fortunati di star bene. Tra l'altro sì, il mio sport principale è il triathlon.
guarda caso sto bene di corsa perché non riesco per un piccolo problema ad andare in bici e nuotare, quindi sto correndo più del solito. Ti sei dato alla corsa. Ed è venuta fuori questa prova qua, inaspettata, ma sono molto contento di correre qua al Coglio, è bellissimo, per correre, per camminare, per andare in bici, per mangiare e bere. Quanto bisogna allenarsi? E ogni quanto? Quello che anche poco, anche mezz'ora al giorno, non sprecare tempo della propria giornata, avere un programma e trovarlo tra i propri impegni familiari, di lavoro. Se uno corre da tanto tempo, come faccio io, anche 30 minuti, 36 minuti sono messi in cascina. Non esagerare perché ci si fa male, Sì. si rischia di farsi male. A sentimento, a piacere, sempre farlo non forzatamente, con la voglia. Quindi insomma 21 km, abbiamo il tempo in quanto tempo? Penso 1:16, l'ha detto lo speaker, sì, 1:16. Non corro con il cronometro, corro con gli avversari, che sono miei compagni. È uno sport individuale, ma è una corsa con se stessi e sfrutti le persone che hanno la tua stessa passione, quindi vai con loro. Infatti io ringrazio Daniele Ambrosi e Mirko, lo sloveno. Abbiamo corso praticamente tutta la gara assieme. E ci siamo così supportati e poi io Hai avuto la meglio. ho sfruttato di più la loro generosità e io con un po' di furbizia e con l'età alla fine li ho lasciati un po' indietro, ma sono stati bravissimi anche loro. Andrea, con gli anni il tempo diminuisce o aumenta? Anche se l'età aumenta? Ma il tempo è sempre lo stesso. Forse lo spazio, voglio fare aumentare lo spazio, magari riuscire a correre un po' di più, distanze più lunghe maggiori. e più piano, perché non è che potrà andare sempre veloci. Infatti ogni anno mi dicono basta, è finito, quando ti fermi. Tu hai partecipato, scusami, hai partecipato a tutte le 5 edizioni? O questa è la prima volta? No, assolutamente, ne ho fatte almeno, ma penso forse tutte, non lo so, 3 sicuramente. Guarderemo stasera sull'album, no? Sull'annale. Benissimo. Andrea, grazie tante, ancora complimenti e buona giornata. Grazie anche a voi. Grazie. Presidente, una domanda. Negli anni i partecipanti sono aumentati? Sì, praticamente sì, diciamo la prima edizione è stata sui 300, siamo arrivati a 4,50 circa oggi, l'anno scorso erano 4,30, quindi se vogliamo sempre aumentato. Ripeto, poi dipende molto dal tempo indubbiamente, no? Quindi incide sicuramente, quindi no, però è sempre andato aumentando, ecco, quindi essendo la prima della stagione poi insomma diciamo che le vere e proprie gare, anche gli atleti più forti cominciano a marzo ad essere veramente in forma, no? Quindi a gennaio ancora c'è un po' di regole nel poter partecipare a queste gare. Cosa l'ha spinta appunto ad essere e a fare il presidente di questo gruppo Marciatori Gorizia? Cos'è la cosa che l'ha mossa per fare questo? Ma io ero militare e facevo il pentathlon militare, quindi ho sempre fatto attività sportiva, mi è sempre piaciuto, soprattutto la corsa poi. In generale mi piace anche correre, vi seguito. Quindi è stato il momento in cui ho smesso di fare l'attività sportiva vera e propria, dico beh però devo stare sempre nell'ambiente, mi piace stare nell'ambiente e ho cominciato a interessarmi del gruppo Marciatori Gorizia, essendo di Gorizia, mi hanno chiamato, dice ma perché non fai il presidente con il presidente di prima, prendi il mio posto, qua là Albino Pisano era, che l'aveva fatto per 14 anni e nel 2000 dico va bene cominciamo e insomma lo faccio con piacere perché è un hobby, ecco, ognuno ha il suo hobby, ognuno ha le sue passioni da coltivare, io coltivo questo esattamente. E corre lei? Ma diciamo che adesso non corro più tanto, corro solo per il piacere di fare. Ecco, a suo tempo, sì, diciamo, sono già una decina d'anni che non faccio più gare. Ho fatto le mie 12 maratone, ho fatto sì,
le gare come tutti questi podischi, che è un piacere, ma soprattutto adesso si corre per star bene, quello è importante, no? E il messaggio che bisogna dare sempre è quello, fare attività sportiva per stare bene per la salute, non andare oltre, come appunto diceva anche il primo arrivato qui adesso, cercare di portare avanti il più possibile il proprio corpo a rispondere, a fare certe attività. Bene, allora adesso abbiamo appunto intervistato il primo arrivato della categoria maschile, adesso intervisterei la prima arrivata della categoria femminile, Giulia. Ciao. Intanto complimenti, piacere. Grazie, è stata com'è stata? una bella gara, divertente, il panorama mi è piaciuto molto, sono contenta perché era 2 anni quasi che non affrontavo la distanza, avevo un po' paura, invece è andata bene anche perché sono stata scortata da tanti triestini che mi hanno aiutato fino alla fine, quindi sono contenta. Quindi 2 anni a riposo eri? No, ho fatto gare in pista, ma non cose così lunghe. Insomma. Ho difficoltà a affrontare distanze maggiori ai 10 km normalmente. Ti faccio un po' le domande che ho fatto anche prima appunto ad Andrea, il primo arrivato della categoria maschile. Quanto allenamento e come bisogna venire mentalmente preparati ad una gara? Diciamo... Forse la continuità negli anni che a me permette di mantenere un certo livello, mi alleno 4-5 volte a settimana facendo... Su distanze di? A piacimento? Dipende, miste dalle ripetute in pista alle cose lunghe, una cosa mista e dopo concentrarsi nel momento in cui stai correndo. Ecco. Benissimo, allora Giulia, io adesso mando un attimo la pubblicità e ci rivediamo subito qui fra poco. Qualche minuto di pubblicità e ci rivediamo qui. Ben ritrovati amici telespettatori, ancora qui appunto dal cuore di Capriva del Friuli per la quinta maratonina del Coglio. Come vedete ci sono anche i saluti dei marciatori che stanno arrivando piano piano, una maratonina di 21 km, abbiamo detto prima con il presidente appunto del gruppo Marciatori Gorizia, una gara, una competizione di 5, 9 e 21 km. 5 km appunto si può dire una maratonina family, una un po' più importante di 9 km è appunto quella di 21 km dal quale appunto vedete arrivare alcuni marciatori. E qui a mio fianco, come dicevo prima, prima di lasciarvi prima della pubblicità, c'è qui Giulia, la prima arrivata del gruppo femminile. Stavamo appunto parlando dell'allenamento e di come bisogna venire preparati ad una gara. Come bisogna venire preparati ad una gara? Ricordiamolo. Ma bisogna innanzitutto pensare alla distanza che dobbiamo percorrere, per cui dobbiamo pensare a non partire troppo forte, a dosare l'energia, le forze, ascoltarsi soprattutto, ma perché non tutte le giornate sono uguali, magari dei giorni si può usare qualcosa di più, dei giorni qualcosa di meno, essere concentrati su se stessi. Dicevamo appunto anche che è importante l'allenamento, la preparazione. Come funziona la preparazione? Anche in questo caso ovviamente dipende dalla gara che si prepara. Io normalmente faccio alcune ripetute che mi portano appunto a correre a certi ritmi compensati da tanti scarichi in modo da non sovraccaricare troppo l'organismo. Quante volte alla settimana? Mediamente un 5, dopo può variare a seconda dei vari impegni. E ti prefissi una distanza oppure corri quanto ti senti? Io più a tempo e soprattutto mi ascolto molto, ecco. Cerco di fermarmi prima dell'infortunio, ecco, questo forse è il mio segreto. Piuttosto qualcosa in meno che non qualcosa in più che dopo ti lascia ferma E come deve essere una colazione appunto prima di una competizione? Ma non deve essere differente da quella che tu fai abitualmente, non so, tè con i biscotti, tè con pane e marmellata, ecco io su queste cose qua non andrei a variare troppo quello che è un abituato. Benissimo Giulia, io ti ringrazio, ancora complimenti. Grazie, ciao a tutti. Grazie, Ciao. grazie. Adesso vediamo se riusciamo a recuperare il sindaco, che lo vedo alle mie spalle. Sindaco, buongiorno. Piacere, buongiorno. Benvenuti a Capriva. Allora, questa manifestazione com'è?
Questa è una manifestazione a cui ci teniamo, siamo già alla 4ª edizione qui a Capriva del Friuli. Quinta mi dicono. La quinta? Mi sono perso le spalle. mi sono perso una stazione. No, è una cosa importante perché riteniamo che attraverso proprio manifestazioni sportive si possa promuovere il territorio del Coglio, il territorio di Capriva del Friuli e questa insomma è una maratonina appunto a cui ci teniamo e ogni anno insomma è sempre una soddisfazione per noi amministrazione ma anche per gli organizzatori insomma che sono bravi. Ecco. Sindaco, una domanda, lei corre? Allora, io correvo, oggi non corro, ma insomma diciamo che è importante l'attività fisica. Ecco, mi riprometto alla 6ª edizione di partecipare. Benissimo, abbiamo appunto detto prima che c'erano 3 gare, no? Da 5, 9, 21 chilometri. Queste manifestazioni appunto creano anche coesione nel paese e richiamano anche persone al di fuori. Sì, ma è veramente poi una festa, no? Una festa anche dello sport, una festa dell'attività fisica all'aperto, colpisce, diciamo, tocca vari aspetti insomma, anche della società insomma. Il paese di Capriva ha aperto le porte appunto sin da subito a questa manifestazione e anche ad altre di questo tipo. E ogni anno che passa vediamo insomma che la gente viene perché si trova bene, come si diceva prima si gode anche un paesaggio insomma bello, lo gode anche in una stagione che sembra così magari non essere delle migliori, invece insomma queste colline anche in questo mese di gennaio danno degli scorci bellissimi. La cosa che mi è piaciuta molto stamattina, ho visto anche molte famiglie con i bambini e questo con il gruppo Marciatori Gorizia era anche uno degli obiettivi, insomma, no? Cercare di portare proprio le famiglie poi in un parco come quello di Russiz, insomma, dove si addice per passare insomma, una giornata in famiglia insieme. Penso anche che insomma, questa iniziativa, questo evento venga fatto proprio anche per tramandare proprio il messaggio anche ai più piccoli di quanto lo sport è importante. Sì. Già dall'anno scorso abbiamo anche pensato e abbiamo attivato una specie di convenzione con gli istituti comprensivi, no? Proprio per agevolare, invogliare insomma, la presenza dei più giovani, che appunto è una cosa importante. E vedo che insomma appunto da un paio di edizioni la presenza dei bambini è aumentata. È veramente importante, no? Perché insomma si fa capire insomma, che appunto l'attività fisica, l'attività all'aperto sono cose veramente importanti e non solo a parole, ecco, qui veramente si vede insomma, che poi la giornata viene passata appunto in famiglia e all'aperto. Sì, molto importante. Come è iniziata questa manifestazione e come poi è cresciuta? Allora, con il presidente Feleppa, che ci conosciamo insomma, da anni, avevamo iniziato già più di 10 anni fa con diciamo, marce non agonistiche anche in altri mesi dell'anno. 5 anni fa avevamo pensato appunto di portare anche una gara agonistica, no? Come quella che c'è qui oggi, però volevamo appunto mantenere le due tipi di iniziative, quella agonistica e quella non agonistica. Il gruppo Marciatori insomma, assieme all'amministrazione comunale e poi bisogna anche dire a tante associazioni del paese, no? Perché qui abbiamo la Proloco di Capriva che si è resa disponibile per tutto l'aspetto insomma, dei ristori, della pasta asciutta. C'è molta coesione. La società sportiva che è l'associazione di calcio del paese che ospita per gli spogliatoi, la protezione civile che prepara tutto quello che è in materia di sicurezza. Quindi insomma si è fatto un lavoro di squadra, no? E quindi insomma in questi anni abbiamo deciso di proseguire, di potenziare insomma, e di crederci, ecco, questo è importante. Quando ci sono persone che ci credono si riescono a fare le cose bene. Ecco. Vi siete creati e avete creato una rete molto capillarizzata, no? Sì, è difficile però... Quanto impegno c'è dietro? Allora diciamo che l'impegno non è banale, no? Perché chiaramente il gruppo Marciatori Gorizia si occupa della parte diciamo, agonistica, della parte della marcia sia per l'agonistica sia per la non agonistica.
Dietro poi c'è un lavoro fatto di protezione civile, di polizia municipale, tutta la questione dei permessi che purtroppo, ecco, l'unico lato negativo, mi dispiace, ma è questa burocrazia che ci sta veramente facendo quasi passare la voglia, però è un giorno di festa, quindi cerchiamo di... Però alla fine ce l'avete fatta. Ce l'abbiamo fatta e lo diciamo col sorriso, ma insomma è sempre più difficile. Però insomma, ecco, se c'è un lavoro di squadra, se sono persone serie, ci si assume anche delle responsabilità, insomma, che magari, insomma, possono un po' preoccupare. Qui non ci preoccupano perché appunto abbiamo delle persone serie. Da parte dell'amministrazione comunale abbiamo poi una persona che si occupa di questa manifestazione da mesi prima e anche qualche settimana dopo, in particolare il vice sindaco Cuzzita Alessio è la persona che ha seguito passo passo questa manifestazione, appunto perché per riuscire a essere così, diciamo, coesi ci vuole dedizione, ci vogliono persone che seguono l'iniziativa. Sembra che la competizione sia finita, forse si sta aspettando ancora qualcuno? Dovrebbero arrivare, i primi sono arrivati, forse ecco, vedi che ci sono ancora qualcuno. Ricordiamo quanti partecipanti circa? Allora, mi hanno detto che abbiamo avuto 450 per la gara agonistica, che sono numeri anche abbastanza... Per quella da 21 km. Per la maratonina del Coglio, 450 iscritti, agonistica. Nel mese di gennaio non è così facile avere questi numeri. Per la non agonistica mi sembra 250 iscritti, che è un po' appunto la festa, ecco, quelli che poi completano questa giornata di festa. Benissimo, Sindaco, io la ringrazio, è stato un piacere. Piacere mio. Piacere, ci rivediamo fra poco appunto per le premiazioni. Per le premiazioni. Benissimo, Saluti. a fra poco, qualche minuto di pubblicità. Rieccoci appunto di nuovo qui in diretta da Capriva del Friuli per la quinta maratonina del Coglio. Abbiamo al mio fianco appunto due rappresentanti dell'associazione Conquistando l'Escalones. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno a Jessica, buongiorno ad Alessio. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Di cosa si occupa appunto la vostra associazione? Allora, la nostra associazione è stata fondata nel 2015, è nata principalmente all'inizio in Spagna, in quanto la maggior parte dei malati di questa distrofia muscolare è nata in Spagna. Noi stiamo raccogliendo fondi per finanziare la ricerca per lo studio sulla distrofia muscolare dei cingoli 1F. Qual è la particolarità di questa distrofia muscolare? Gli affetti da questa distrofia sono immuni all'AIDS, significa che il difetto genetico che nei malati di questa distrofia causa la distrofia li rende contemporaneamente immuni all'AIDS. Noi stiamo partecipando a decine di eventi ogni anno con l'intenzione di raccogliere più fondi possibili da dedicare alla ricerca su questa malattia. Stiamo finanziando degli studi in Italia, a Bologna e a Venezia, e degli studi in Spagna, a Barcellona, a Madrid, a Valencia. Anche oggi siamo qui appunto grazie ai marciatori di Gorizia che hanno organizzato, questa è la quinta edizione di questa marcia, e devolvono una parte del ricavato, la devolvono a noi e ci aiutano appunto da 5 anni, grazie a Emiliano Feleppa, a raccogliere fondi da girare appunto ai ricercatori. Come mai vi siete appunto sensibilizzati verso questa questione? Allora, diciamo che l'iniziativa è nata dal fatto che mia moglie ha questa distrofia, quindi siamo coinvolti in primissima persona e siamo stimolati appunto a portare avanti questa ricerca. L'altra parte è che molti dei suoi parenti, che sono in Spagna, sono malati, di conseguenza stiamo facendo questo appunto per persone che conosciamo direttamente, quindi... Ma anche perché da quando è stato scoperto appunto che siamo immuni all'AIDS, trovare una cura per noi significherebbe anche poter trovare una cura per i milioni di malati al mondo di AIDS, quindi questo ci ha stimolato ad essere non solo per una malattia rara come la nostra, ma poter essere d'aiuto a milioni di persone in tutto il mondo.
Certo, questa cosa insomma parte prima da voi perché siete molto, appunto, siete proprio dentro questa cosa e poi ovviamente si rivolge anche ad altre persone. Assolutamente sì, quindi insomma anzi grazie poi anche a tutto il tessuto insomma del territorio che ci ha capito l'importanza e la serietà del nostro progetto e ci dà supporto ormai da 5 anni, anzi da 4 e mezzo per la precisione, e siamo riusciti a far partire diversi studi. Fino ad oggi abbiamo finanziato circa 200.000 euro tra Italia e Spagna di studi che si erano anzi fermati o non iniziati proprio, quindi siamo orgogliosi che una realtà così piccola come la nostra sia riuscita a fare così tanto per la ricerca, che anche sembra poco, ma insomma sono passi veramente da gigante per noi. Piccoli passi, piano piano si arriva appunto uno scalino alla volta, sì. Raggiungeremo l'obiettivo. Come mai il nome Scalones? Perché allora la particolarità iniziale, cioè il segno iniziale di questa distrofia è non riuscire a fare scalini, no? E quindi abbiamo deciso di chiamarla Conquistando Scalini, perché Conquistando Escalones in spagnolo significa Conquistando Scalini, proprio per far capire che noi immaginiamo questo percorso, questa nostra battaglia come una montagna da scalare, dove scalino dopo scalino raggiungeremo la vetta dove si spera ci sia la cura per noi e per milioni di persone al mondo. Insomma, ha tutto un senso, no? Il nome deve essere un messaggio positivo dove noi non ci arrendiamo, ci siamo rimboccati le maniche, non stiamo qui passivi ad aspettare che ci arrivi qualcosa, ma insomma con impegno e speranza e fiducia stiamo cercando di fare tutto il possibile per raggiungere il nostro obiettivo. Bene, quindi voi siete presenti diciamo a quasi tutti gli eventi e manifestazioni? Sì, noi ci diamo da fare per essere il più presenti possibili nel territorio. Ovviamente siamo piccolini, quindi è difficile essere presenti ovunque, però ci diamo da fare, siamo presenti qui, siamo presenti a San Canziano con un'altra marcia, siamo presenti a qualunque evento venga organizzato più o meno in provincia di Gorizia, anche con un semplice banchetto informativo, non sempre come raccolta fondi. In modo da farci conoscere, in modo da far conoscere questa realtà anche della relazione con l'AIDS, quindi un po' alla volta ci stiamo facendo conoscere qui sul territorio. Io vi ringrazio, è stato un piacere, grazie Jessica, grazie Alessio, grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Adesso facciamo intervenire, se riusciamo, il presidente della Proloco, vediamo se arriva. Ciao, buongiorno, piacere. Buongiorno, molto lieto, sono Cuzita Andrea, il presidente della Proloco di Capriva. Anche in questa giornata supportiamo Emiliano e il suo staff con... Emiliano Feleppa, lo ricordo, è il presidente appunto del gruppo Marciatori Gorizia. Sì, quindi noi siamo sempre ben lieti di aiutare il gruppo Marciatori perché comunque fanno conoscere a persone sia di paesi limitrofi che anche da altre regioni, anche altri stati, appunto il nostro splendido paesaggio. Quindi come da statuto della nostra associazione siamo ben lieti appunto di assecondare queste manifestazioni e facciamo un grande complimento sia per i risultati che per l'organizzazione, soprattutto al gruppo Marciatori. Abbiamo detto prima, anche lo ricordiamo per chi magari si fosse appena sintonizzato sul nostro canale di Telefriuli, questa competizione praticamente si divideva in 3 distanze, 5, 9 e 21 chilometri. Com'è stata appunto la partecipazione di quella da 5-9 km? Perché anche il sindaco e sia anche appunto Emiliano Feleppa, il presidente del gruppo Marcia di Gorizia, diceva che c'è stata grande partecipazione dal punto di vista da parte delle famiglie. Sicuramente è bellissimo perché anche il camminare, come ha ricordato lei prima, fa bene alla salute. Comunque questa corsa e camminata non agonistica si sta veramente sensibilizzando, quindi fortunatamente ci sono queste manifestazioni che aprono le famiglie e aprono i bambini, è veramente importante in questo caso per la salute, per la sanità di tutti e per anche l'aspetto culturale e sociale. Come procede la giornata? Quali sono adesso i programmi? Praticamente stanno arrivando tutti i marciatori, se non sono già quasi tutti arrivati, e poi come si procederà? Allora sicuramente adesso la gran parte della manifestazione agonistica si è terminata, quindi adesso siamo in procinto di fare le premiazioni, infatti fra pochi minuti saranno le premiazioni degli assoluti, successivamente ci sarà una parte di beverage, quindi si mangerà la pasta e ci si rifocilerà e dopo la manifestazione sarà conclusa.
Marciatori, sì, un attimo si reintegrano. Per no? forza, dopo le tante calorie perse, tanto sudore, giustamente hanno bisogno anche un po' di carboidrati per rifocillarsi. Tu corri? Io corro, sì. Oggi però no. No, oggi purtroppo Oggi eravamo nello devi- staff e quindi ringrazio anche tutto il mio staff, sia di volontari sul percorso che alla parte appunto di ristoro, quindi sono veramente contento e li ringrazio sempre. Ecco, dal punto di vista appunto dei volontari, quanti volontari ci sono e partecipano ad oggi e anche ad altre manifestazioni? Allora, purtroppo le associazioni di volontariato si basano sui volontari. I volontari, adesso noi abbiamo circa una trentina di persone che nelle varie manifestazioni ci supportano, e quindi veramente un plauso, un grazie, perché dedicare comunque in questo mondo frenetico del tempo al volontariato è sempre qualcosa di importante. Bene, quindi volontari appunto dal punto di vista della Croce Rossa, quali volontari ci sono? No, allora, per quanto riguarda adesso l'aspetto della sicurezza, c'è sempre in loco un'ambulanza con del personale qualificato, pronto in caso di necessità, però sempre ben lieto di stare a riposo e in controllo. No? Ok, benissimo. Volevo dire ancora una cosa, noi come Proloco di Capriva organizziamo il 12 maggio la quarta edizione della marcia dei Due Castelli, quindi volevo invitare tutti a questo bellissimo evento per conoscere il nostro splendido territorio, i nostri vigneti e per questa giornata. Quindi 12 maggio ci saranno 3 percorsi, 6, 12 e 18 km. Facciamo una cosa, ti interrompo, scusami, lo ricordiamo subito dopo la pubblicità, va bene? Grazie. A fra poco. Ben ritornati a tutti quanti ancora qui appunto da Capriva del Friuli alla quinta maratonina del Coglio, e prima della pubblicità vi avevo lasciato appunto con il presidente della Proloco di Capriva del Friuli e parlavamo della marcia dei Due Castelli. Allora ricordiamo che cos'è. Allora, è una marcia non competitiva, aperta a tutti, che si svilupperà su 3 percorsi, 6 km, 12 km, 18 km, ci farà scoprire i nostri bellissimi paesaggi, si camminerà o si correrà in mezzo ai vigneti e si potrà assaporare i profumi e i colori del nostro bellissimo territorio. Benissimo, e quando sarà? Domenica 12 maggio 2019. Benissimo, ottimo. Grazie mille, è stato un piacere. Grazie. Al prossimo anno. Grazie mille, grazie. Allora io adesso faccio intervenire Barbara, che fa parte appunto del volontariato. Buongiorno Barbara, è piacere. Buongiorno. Grazie a voi. Com'è stata appunto questa giornata e dal punto di vista del volontariato come ci si organizza? Beh, noi veniamo chiamati, allertati dagli organizzatori che ci chiamano e partecipiamo e facciamo del nostro meglio per portare insomma serenità e tranquillità, insomma, ecco. E se serve interveniamo. Com'è stata la giornata di oggi? Ma è andata tranquillamente, non ci sono stati interventi da fare e quindi tutto bene, insomma. Quindi tutto bene? Tutto bene. Lei è una sportiva o no? Nì, diciamo così, insomma, dipende dai momenti. Se me lo permettono, se il lavoro me lo permette, sì, mi piace fare qualcosa, ecco. Benissimo, benissimo. Barbara, io la ringrazio. Grazie a voi. Grazie e buon proseguimento. Grazie mille. Grazie. Allora adesso facciamo appunto intervenire una persona, appunto il signor Vecchiato, Gianfranco Vecchiato, buongiorno, venga. Piacere. Allora appunto lei mi diceva che fate parte, mi aveva mostrato del Friuli Team 18. Del Friuli Team 18, sì. Di cosa si occupa? Ciclismo amatoriale, ciclosportivi, e partecipiamo a tutte le corse che si svolgono in regione. Diciamo che siete presenti anche, soprattutto sì. Nelle manifestazioni sportive. Anche nelle manifestazioni sportive, partecipiamo alla Maratonina di Gorizia, gli diamo una mano al gruppo marciatori perché facciamo come apripista con le bici e anche controlliamo gli incroci, ecco, così ho una decina di ragazzi che sono in giro per il percorso.
per rendere fattibile queste manifestazioni, in quanto adesso ci sono dei problemi con la protezione civile che su tante manifestazioni non possono più partecipare, ecco. Quindi diciamo che voi appunto aiutate dal punto di vista organizzativo. Certamente sì, il nostro scopo è sì, divertirci a correre in bicicletta quando che è l'estate, il bel tempo, e quando che ci sono queste richieste partecipiamo ben volentieri, perché altrimenti senza volontariato non si va avanti, naturalmente. Quindi insomma, oltre al volontariato, come funziona questa associazione? La nostra associazione, noi partecipiamo alle corse amatoriali in tutta la regione. Ci colleghiamo quando abbiamo delle richieste, tipo come questa di Capriva oggi, oppure quando c'è a Gradisca, e allora si partecipa e gli diamo una mano e niente altro. Non abbiamo altre richieste noi. Naturalmente si fa solo il volontariato, niente altro. Siete presenti quando vi chiamano, quindi? Certamente, il nostro scopo è così, perché il volontariato è tutto questo il movimento, altrimenti non si potrebbe fare. Immagino quindi che lei è un ciclista? È sicuro. Da quanti anni? Da quando sono andato in pensione. Allora ero un ex calciatore, quando uno si rompe le ginocchia prende la bici per la rieducazione e poi si corre in bici. Questa società Friuli Team è nata sulle ceneri della gloriosa squadra della Pontoni, che era conosciuta in tutto il Friuli, di vari titoli italiani, e quest'anno ci siamo anche ben difesi vincendo il campionato regionale. Complimenti. Sì. Quanto tempo fa è nata appunto questa associazione? Ma noi siamo dal secondo anno, il Friuli Team, perché la Pontoni ha cessato la sua attività e tutti i ciclisti, piuttosto di separare il gruppo, abbiamo iniziato intenzione di continuare il gruppo stesso, ecco. Qualcuno mi sta chiamando. Sarà un ciclista? Sì, che sta in giro, sì. Bene. Benissimo, allora io la ringrazio, è stato un piacere. D'accordo. Buona giornata e buon proseguimento. Benissimo. Allora io penso che fra poco ci saranno appunto le premiazioni. Allora vediamo se riusciamo a richiamare il presidente appunto del gruppo Marciatori Gorizia, il signor Emiliano Feleppa, così un attimo, eccolo qua, eccoci. Eccoci qua. A che punto siamo appunto di questa giornata? Bene, siamo non proprio alla fine, ma quasi, insomma, ecco, tra poi iniziamo le premiazioni, che sono pronte tutte le classifiche, inizieremo con gli assoluti, quindi proprio i vincitori, i primi vincitori, sia uomini che donne, e poi proseguiremo con le classifiche di categoria, perché vengono premiati anche i primi 3 di ogni categoria in base all'età, ogni 5 anni, quindi si comincia con i giovani fino a 34 anni, dopo classe 35, 40, 45, 50, 55 fino a 70 anni, ecco, quindi vengono premiati i primi 3 di tutte queste categorie. Bene, quindi insomma il traguardo è stato tagliato da tutti? Sì, sono arrivati tutti? Sì, penso proprio di sì, adesso aspettiamo di vedere, di sapere, ma forse no, sta ancora arrivando una donna, vedo laggiù in fondo. Ah, sì, ecco perché a volte, ecco, le classifiche si ritardano un po', perché ovviamente le varie categorie bisogna aspettare proprio che arrivi fino all'ultimo. Normalmente 2 ore e mezza, 2 ore e 35, di solito è sempre così, gli ultimi arrivano con quei tempi lì, ecco, adesso mezzogiorno e mezza penso. Sa dirmi così indicativamente l'età del più piccolo iscritto a questa appunto gara? Allora, nella gara vera e propria ci sono, ho visto sia uomini che donne, ce n'erano intorno ai 20 anni, anche perché meno di 18 anni non si può partecipare alla maratonina. Quindi più giovani, dai, più giovani, intorno ai 20 anni. 20 anni più giovani, sì, avevano. E i più saggi? I più saggi ne abbiamo ben 3 di 70. Sì, che hanno proprio SM70, si chiama, Senior Master 70, sono 3. Che hanno partecipato a quella proprio agonista. Tra l'altro molti di loro sono arrivati molto, ma molto prima di tanti ventenni. Sì, vero, sono molto forti. Questo è la dimostrazione che questa attività, se si sa gestire, si sa tenere, ecco, e si corre per la salute e per star bene, si può arrivare ben oltre quell'età lì e
sfruttare al pieno le proprie potenzialità fisiche anche, no? Quindi diciamo che, se si può dire così, lo sport è un po' come una pianta, no? Se le si dà da bere ogni giorno, la si cura, si possono avere grandi risultati. Certamente, infatti è proprio quello. La fortuna chiaramente di stare bene, indubbiamente, no? Il Signore deve aiutare anche in quello, però è altrettanto vero che il talento che uno ce l'ha, però deve anche curarlo, perché abbiamo visto tanti campioni che purtroppo anche hanno preso poi cattive strade, quindi pur avendo il talento ma poi hanno finito presto la carriera, mentre qua invece troveremo giovani oppure atleti che non fortissimi che però a lungo andare mantengono la forma e poi diventano più forti, addirittura dei talentuosi, diciamo, normale quello. Sì. Qua adesso non so, forse non riusciamo a far vedere tutto, ma c'è un punto per il ristoro, poi mi diceva appunto che ci sono anche i carabinieri. Sì, che ruolo hanno qua? L'associazione Carabinieri, Radio Amatore Carabinieri, sono anni ormai che vengono perché abbiamo bisogno comunque per la sicurezza del percorso, è indispensabile essere anche collegati. Siccome un percorso di 21 km quindi si estende abbastanza distante dal punto di partenza e di arrivo, è necessario avere una sicurezza e se c'è qualche infortunio, qualcosa che sta male, qualcosa che non va, dobbiamo essere avvisati. E questo lavoro che fanno molto bene appunto questa associazione Carabinieri, ormai da anni che ce lo assicurano ed è una forma di sicurezza che è necessaria, insomma. Quindi. Benissimo, ottimo. Emiliano, ci rivediamo dopo? Va bene. Per le premiazioni, fra pochissimo dunque. Sì, adesso chiamo, io li chiamo. Ottimo, benissimo. Allora io faccio intervenire. Ciao, piacere. Patrick. E buon appetito. Grazie, buongiorno. Ti stai rifocillando Sì, dopo la mezza. dal post gara? Sì, una bella gara, è andata molto bene. Un po' fredda, ma bene. Dura? Un po' duretta per le salite. Sono partito forse un po' troppo forte, poi ho dovuto rallentare un attimo, ma è andata molto bene. Contento Complimenti. del risultato. Complimenti. Grazie. Gareggiavi con qualcuno? Era qualcuno insomma vicino a te? Oppure insomma hai fatto la tua gara proprio dal punto di vista competitivo? No, ho fatto la mia gara da solo. Ho preparato per fare questo tempo. Benissimo. Adesso cosa stai mangiando? Pasta. Dopo il percorso. In attesa delle premiazioni. In attesa delle premiazioni, sì. Quanti anni hai? 31. Appunto prima abbiamo intervistato il primo arrivato della categoria maschile e la prima arrivata Giulia della categoria femminile e parlavamo un po' della preparazione. Come ti prepari tu? Corri da sempre? Io corro da 6 anni, le mie specialità sono le 100 km, queste non sono proprio le mie specialità. Corro 3 volte a settimana e faccio sui 100 km a settimana. Caspita. Sì. Questi qui li tengo come allenamento. Questo è un piccolo allenamento quindi. Per le gare lunghe, sì. Hai partecipato anche a altre gare? Di corte e poche. Ho fatto tante ultra. 100 km del passatore, una 24 ore a Butrio, una 100 km a Seregno. Tutte gare lunghe io faccio di solito. Benissimo. Allora io ti auguro buon pranzo e buon proseguimento. Grazie. Ci rivediamo qui fra pochissimo, subito dopo qualche minuto di pubblicità. Rieccoci appunto amici telespettatori qui in diretta da Capriva del Friuli per la quinta maratonina del Coglio e come vedete sono accompagnata da 2 giovincelli. Grazie per i giovani. Da Chicco e da Sergio. Allora, appunto, durante la pubblicità abbiamo avuto modo un po' di parlare, no? E la prima cosa che voglio dire, che voglio raccontare a tutti voi telespettatori è che il signor Chicco ha la bellezza di 90, quasi 3 anni. Quasi 3 anni, 93. Quasi 93. Quasi 93. Mentre il signor Sergio ne ha 87. Quasi 88. Quasi 88. E loro vengono chiamati i gemelli. Sì. Come mai? Perché lui accompagna sempre me. Io non guido. Con un occhio non vedo. Con un orecchio non sento. Ho bisogno di uno che mi faccia da accompagnatore. Quindi vi fate da badanti? Io devo fargli da badante, senz'altro. Benissimo. Le tocca. Bene,
Voi fate parte appunto del gruppo Marciatori ormai da 37 anni? 37 anni. Bene, adesso alle nostre spalle appunto ci sono le premiazioni, quindi io ascolterei un attimo il sindaco e io vi ringrazio e ci rivediamo qui fra pochissimo. Okay. Va bene? Grazie, grazie. Allora, ascoltiamo un attimo le parole del sindaco e vediamo l'apertura delle premiazioni. Insomma, il paesaggio del Coglio, delle nostre colline e di Capriva del Friuli. Un grazie doveroso a chi si è speso per questa organizzazione, il gruppo Marciatori, in primis del presidente Feleppa, insomma, che ormai non ha paura di firmare nessun tipo di carta, nessun tipo di responsabilità, ma il grazie va anche ai volontari di protezione civile, non ho capito se protezione civile sì o no, ma insomma a tutti coloro che sono stati lungo il percorso per mettere in sicurezza la gara, alla Proloco di Capriva che sta gestendo la parte del rinfresco, insomma, e della pasta asciutta per tutti, a tutte le associazioni, in particolar modo l'associazione di beneficenza Escalones che ogni anno è qui con noi, insomma, e a tutti voi. L'appuntamento è per le prossime gare sicuramente organizzate dal gruppo Marciatori di Gorizia, ma insomma l'appuntamento anche su queste colline per le altre manifestazioni sportive che saranno organizzate. Grazie ancora al gruppo Marciatori, buona domenica, la giornata è andata bene anche a livello meteorologico, temperature basse ma ormai siamo abituati e ho visto che non ci spaventa niente. Grazie a tutti e buona domenica. Prossimi appuntamenti che saranno il 10 di marzo a San Calzian di Sonzo e il 6 ottobre a Gorizia con la 41esima edizione della maratonina. E vi ricordo anche la prossima domenica invece a Fara, organizzata dal sottoscritto, una corsa di 8 km. Passiamo dunque alle premiazioni, vuoi dire qualcosa anche tu? Grazie a tutti e alla prossima, la voce non mi aiuta, quindi grazie a voi. Parlo io per lui. Se dovreste sentire una brutta voce, Sanremo si avvicina. Allora, possiamo cominciare con Elisa Turolo, terza classificata per la squadra del San Giacomo di Trieste nella gara femminile assoluta con il tempo di 1 ora 28 e 43. Ecco appunto le premiazioni che sono appena iniziate. Vi ricordo che al termine delle premiazioni della maratonina si terrà la premiazione del Challenge 2018 del trittico delle 3 gare organizzate dal gruppo Marciatori Gorizia dello scorso anno, al termine della premiazione odierna. Seconda classificata Fabiola Giudici dell'Athletic Club Apicilia 1:27.03. Athletic Club Apicilia che organizzerà sabato 18 maggio la maratonina di Lignano. Vince la prima maratonina della sua carriera che dura già da 25 anni, Giulia Schillani del CUS Trieste in 1:23.37. È una specialista delle gare corte 1500, 3000, 5000. Questo spiega perché ha atteso il suo 40° anno di età per vincere una maratonina. Atleta che ha un personale di 1 ora e 20, quest'oggi vince meritatamente con il tempo di 1:23.37 la dottoressa Giulia Schillani. Passiamo al settore maschile. No, vince sempre le gare corte, oggi è la prima volta che faceva la maratona. Appunto, come vedete, le premiazioni del termine della quinta maratonina del Coglio. Classificato Fabio Stefanutti, maratona Città del Vino 1:18.16. Maratona Città del Vino che passa anche per Capriva, tra l'altro, l'ecomaratona del Coglio. Il 28 aprile, distanze di 24 e di 54 km.
Maratonina del Coglio. Quarto classificato, 5, Mattia Rizzi. 9 e quella agonistica 21 km. E il tuo record personale? Che ha ottenuto il suo record personale. È arrivata? Finiamo questa. Aspetta lì un momento adesso, aspetta lì. Aspetta. Ti richiamiamo. Aspetta, ti richiamiamo. Stevirko 3, Mirko Janjatovic, KJT Papec, Mirko Janjatovic. Partecipanti anche dalla Slovenia, non solo italiani. Secondo Daniele Ambrosi, gruppo Marciatori Gorizia 1:16:48. È un abitué di questa gara, penso che l'abbia corsa ogni anno. Sì. E il secondo è il miglior piazzamento? Sì. Comunque arrivava sempre nei primi 10. Vince con il tempo di 1:16:27 per i colori del gruppo sportivo San Giacomo di Trieste, Andrea Marino, che una dozzina di anni fa vinse anche la corsa Medea. Ecco appunto la premiazione del primo classificato che abbiamo intervistato prima. 1:16:27 della categoria maschile. Arriva Janjatovic, mi dicono che sta arrivando, vediamo. Sì, eccolo qua. Stevirko 3, Mirko Janjatovic. Ecco, così si completa. Momento che facciamo la foto. Vedo che è arrivata anche la Schillani, un attimo di attesa, poi cominceremo le classifiche di categoria. Bene, applauso di commiato per i primi 5 classificati, applauso che continua perché è arrivata in leggero ritardo, ma l'importante era arrivare in anticipo durante la gara. Richiamo le prime 3, così facciamo la foto assieme. Allora, Giulia Schillani è lei che ha vinto. Fabiola Passiamo alla Elisa, premiazione della categoria femminile. Le donne sono sempre in ritardo, si sa. Ma Ecco non Giulia in gara, che abbiamo là arrivano in anticipo. prima, Salite, salite. prima arrivata. Ecco, una e l'altra. Ah, è andata. Le donne si fanno desiderare. Bene, passiamo alla classifica di categoria. Terza della categoria senior femminile, Rebecca Petrovčić. Rebecca Petrovčić, eccola qua, presente. Dobro. Al secondo Francesca Patat, 1:36:12. Liberta Sudine. Allora, la nostra diretta è giunta praticamente al termine. Come vedete appunto sono in corso le premiazioni della quinta maratonina del Coglio qui a Capriva del Friuli e io vogliamo salutarvi, vogliamo salutare tutti i telespettatori di Telefriuli che ci hanno seguito oggi in questo campanile, in questa giornata. Allora chiedo a questi due giovincelli, 92 anni, quasi 93, e 87, quasi 88, Sergio e Chicco. Allora, chiedo prima a Chicco, come si fa ad arrivare alla bellezza di questa età? È questione di carattere. Guardiamo in telecamera, così lo diciamo a tutti. È questione di carattere. Essere sempre un tipo allegro, un tipo che non ha problemi di preoccupazioni o roba e soprattutto con il sorriso sempre sulle labbra. Benissimo Chicco, la ringraziamo. E invece lei Sergio? Boh,
E poi ho fatto una vita tranquilla con la mia famiglia, sempre lavorare, e sono arrivato a questa età. Benissimo, Che faccio ancora qualche lavoretto. Benissimo. Allora, noi vi ringraziamo, salutiamo tutti gli amici di Telefriuli e vi lasciamo a un buon pomeriggio, un buon proseguimento sempre sul nostro canale 11 di Telefriuli. Un attimo solo, ringraziamo Valdi, ringraziamo Paolo Bassi e ringraziamo dalla regia Tiziano. Grazie, buon pomeriggio, buona giornata. Questo programma è stato offerto da Micra, a passion for precision.